Su conto di Antoneddu, e questo è il titolo del primo fumetto in sardo realizzato da 15 bambini nuoresi che hanno preso parte ad un corso di fumetti realizzato in città dalle ACLI in collaborazione con le parrocchie della Beata Maria Gabriella e del Sacro Cuore e col contributo finanziario della Fondazione Banco di Sardegna. Un'iniziativa che si è posta l'obiettivo, utilizzando uno strumento di comunicazione modernissimo e particolarmente amato dalle nuove generazioni, di accendere i fari sulla cultura sarda, non solo le tradizioni, ma la stessa lingua. Il progetto, il volume di 24 pagine, realizzato durante il corso, iniziato a ottobre e concluso a giugno, sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Salvatore Urru, presidente provinciale delle ACLI, Manuele Mureddu, fumettista nuorese con all'attivo decine di pubblicazioni con le più importanti case editrici che ha diretto il corso, che si è tenuto in sardo, e Don Pietro Borruzzu, parroco della Beata Maria Gabriella, che insieme a Don Piero Mula della parrocchia del Sacro Cuore ha dato pieno sostegno all'iniziativa. Il volume su conto di Antoneddu è stato realizzato interamente dai bambini del corso. Manuele Mureddu, reduce dal successo del suo ultimo libro, Oi Mama, ha sottolineato quanto sia importante l'apprendimento di un medium come il fumetto che, a fianco alle attività e alla forza sperimentale che gli è propria, ha bisogno di una disciplina e di un'applicazione notevole, unendo così gioco e responsabilità. Don Borruzzu, che ha messo a disposizione i locali dell'oratorio per il corso, ha ricordato la proficua collaborazione che c'è stata tra parrocchie, enti, associazioni e professionisti. Dal canto suo, il presidente Salvatore Urru ha ringraziato la Fondazione Banco di Sardegna per il suo patrocinio che ha permesso la realizzazione di un corso gratuito di alto livello rivolto ai bambini, ma ha anche sottolineato la finalità culturale dell'iniziativa. A settembre ci sarà la presentazione ufficiale dell'albo alla città, alla presenza dei disegnatori in erba e delle loro famiglie.